Eccoci, buongiorno, siamo ritornati dopo una piccolissima pausa qui a Calcio 5 Show, programma dedicato al futsal, e abbiamo tra pochissimo un ospite, anzi lo buttiamo nella mischia immediatamente. Si tratta, eccolo lì, di Kevin Gaddi, il presidente degli Eagles Futsal Cividale. Vedo che sei già nel palazzetto 2 ore e un quarto prima circa, perché alle 16 c'è Eagles Cividale contro New Team Lignano. Ciao Kevin. Buongiorno a tutti, sì, mi trovo già qua, sono solo, come potete vedere, solo perché oggi è una giornata un po' particolare, intanto è meglio che stia solo per un'oretta tranquillo. Immagino che ci sia un po' di pressione, lo dicevi questa mattina in radio. Salutiamo Franco Poiana e ovviamente la redazione di Radio Gioconda. Andate a riascoltare la nostra intervista dove Kevin insomma ci ha raccontato un po' quali sono i personaggi che meritano, e vorrei anche qui lo dicessi, insomma, che ovviamente c'è il presidente a capo degli Eagles, ma c'è anche una struttura dietro e molte persone che ti hanno dato una mano per arrivare a pochissimo, cioè manca una vittoria per certificare la promozione dalla C regionale alla B. Sì, Ecco, prima di tutto cito Tita Pittini perché sicuramente lui siamo nati io e lui qua in questo palazzetto, poi con Davide Michalic, che saluto, gli faccio in bocca al lupo perché loro sono a giocare a Roma. Qua c'è fermento perché è un gruppo bellissimo, nato veramente da zero. In un anno abbiamo pareggiato una partita, abbiamo perso una, e in Coppa c'è un grande rammarico perché se eravamo tutti, ne sono convinto, andavamo non fino in fondo, ma sicuramente arrivavamo dove è andato il Padova. E niente, oggi è una giornata particolare, è un punto di inizio, non un punto d'arrivo sicuramente, perché qua l'ambizione c'è come il basket, noi puntiamo ad arrivare in Serie A e sono sicuro che ci arriveremo, magari spero già il prossimo anno, non lo so, sicuramente se riusciamo ad andare in Serie B oggi, da domani si pensa già al campionato di Serie B e faremo una squadra sicuramente competitiva per arrivare al vertice, quello è sicuro. Max, qualche domanda per Kevin, visto che ha fatto un proclama importante? No, ha grandi ambizioni e che speriamo che possa seguirlo Sportissimo Channel, allora, nel senso, no, Assolutamente. che magari... C'è anche una persona che dovrebbe andare a sbirciare la partita, non posso dire chi è, ma hai già capito, Kevin, di chi sto parlando probabilmente. Però insomma, guarda, oggi diciamo qua ci sono tante autorità, c'è il presidente del CONI, c'è Franco Poiana, credo, c'è Dante Cudiccio, dai, poco, dai, ecco. Certo, essendo del chiaro, oggi posto, spero che ci abita sia, vicino al palazzetto. c'è tanta gente oggi, sono convinto, il Parteroro sicuramente sarà pieno, c'è grande fermento perché qua a Cividale questo palazzetto è magico, tutto quello che si gioca qua dentro è seguito. Sicuramente oggi i ragazzi saranno... dove gioca la squadra di A2 di basket? Esatto, sì. Giusto? Qua. Quindi 2300 posti, ecco, lo vediamo un po' da dietro di te. Mi verrebbe da chiedergli, ma ci sarà una diretta? Sì, c'è la pagina. Ecco, abbiamo sentito un po' male, ma abbiamo capito che mi pare di capire che è diretta Facebook sulla vostra pagina, giusto? E poi su tutte le... Quindi probabilmente la fanno in differita su Telefriuli. Così mi pare di aver capito. Purtroppo il segnale andava e veniva e quindi non ci è pervenuto correttamente. Quindi diretta la potete seguire sulla pagina Facebook delle Eagles Futsal e ovviamente poi la replica su Telefriuli, giusto? Corretto. Dovrei aver detto corretto, Kevin. Speriamo tu ci risponda, così poi ti lasciamo al pre-partita. Giusto? Ok. Quindi ecco, purtroppo la connessione ha fatto brutti scherzi. Ringraziamo Kevin ovviamente della sua presenza, era venuto in occasione della vittoria della Coppa Italia. Quest'oggi ovviamente ci sono anche le provinciali, ovvero in provincia di Pordenone abbiamo
la sfida del Pasiano che va a giocare contro l'Aquila Reale. L'Araba Fenice in casa ospita l'Udinese Futsal. Tutte le gare si disputano alle ore 16 per chiaramente garantire il fatto che si giochi tutte in contemporanea. Abbiamo detto appunto di Eagles New Team Lignano, campo principale, perché in caso di vittoria le Eagles andranno in Serie B. Palmanova, Gradese e Turiaco Tarcento chiudono il quadro della Serie C regionale. Ovviamente bypassiamo la Serie C regionale. Quest'oggi non sono impegnate né il Maccan né il Pordenone Calcio 5. Vediamo Kevin, forse è tornato per i saluti, e quindi a noi ovviamente facciamo i saluti doverosi a Cristian Bertoli del Pordenone Calcio 5 e a Gianluca Schmidt del Maccan Prata, che tra l'altro sarà prossimo alla Coppa Italia nel prossimo weekend. Credo Kevin sia tornato. Per un saluto al volo, non so se ci hai ascoltato, l'unica cosa che ti chiediamo è dove fate la diretta, così lo sentono tutti e magari sbirciano la partita. Allora, la diretta la facciamo sulla nostra pagina Facebook direttamente alle ore 16 e poi riferita la partita andrà su Telefoni, ancora non sappiamo. Ok. Allora Kevin, intanto un grosso in bocca al lupo, come ti ho detto in radio, te lo ribadisco qui su Sportissimo Channel, e poi ci sentiremo in caso succede, ma speriamo succeda, insomma, incrociamo le dita anche per voi. Grazie Kevin della tua presenza, ti lasciamo al pre-partita e grazie mille ovviamente a voi. vedremo cosa succede, ci sentiamo più tardi. Ciao, grazie. Grazie. Eccoci qua e subito chiamiamo in causa Matteo Dorico per parlare, ciao Matteo, di CSI Serie A. E qua insomma raccontaci com'è andata ieri sera. Eravate proprio sei reduce da una partita proprio giocata ieri contro Licem Calcio 5, no? Bravo, Licem soprattutto, bravo. Siamo reduci e abbiamo ancora l'amaro in bocca. Purtroppo cosa è successo? È stata un'altra partita, diciamo che quest'anno sono state 3-4 partite in cui credo abbiamo giocato molto bene e siamo stati puniti oltremodo rispetto a quello che il campo poi poteva sentenziare, nel senso che è una partita che i primi 20 minuti penso abbiamo dominato, detta anche dai ragazzi del Licem, quindi mi sento di dirlo in maniera sicura. Non si è riusciti a far gol perché il loro portiere ha giocato una sola partita e loro nelle prime 3 occasioni ci ha messo dentro i 3 gol e il primo tempo è finito 3-0. Quindi chiudere il 3-0 al primo tempo, sapendo di giocare bene, comunque di creare occasioni, di non riuscire a capitalizzare e di subire le prime occasioni che gli ospiti hanno creato, sì, che i nostri avversari hanno creato, ci ha un po' demoralizzato. Il secondo tempo subito sono andati loro sul 4-0 e dopo noi abbiamo comunque continuato a giocare la nostra partita, abbiamo fatto il 4-2, ma diciamo che il loro portiere e la giornata un po' sfortunata nostra ci ha portato a questo risultato, che comunque ci dà fiducia, non ci abbatte, perché comunque siamo andati in casa della terza in classifica a imporre il nostro gioco, a fare la nostra partita e va bene così. Quindi è finita 4-2 la partita per Licem? Sì. Ah, ho capito. E i gol chi li ha segnati? E i nostri 2 gol sono stati Andrea Fabbro. Ok, prossimo turno, prossima settimana giocate? No, noi siamo fermi, giocherà la Serie E prossima settimana. La Serie A tornerà in campo giovedì 4 aprile contro gli Amatori Pordenone al Palastra. Quindi sfida contro i campioni in carica, giusto? Esatto. Ecco, la classifica, adesso andiamo a vederla assieme a Max, che è qua documentato. Vai Max con la classifica. No, in testa alla classifica con 47 punti addirittura c'è il Pordenone Amatori naturalmente, poi c'è il Bowman Pub a 39 e proprio quella Licem Calcio 5 che ha 32 al terzo posto, poi via via tutte le altre, considerando l'Atletico Mareno, Pordenone BCC e poi appunto abbiamo l'Astra. In che posto è? Quindi sesto, al momento siete al sesto posto, quindi siete ancora dentro la zona playoff per il titolo, giusto Matteo? Sì, ma al momento non disputeremo noi i playoff perché abbiamo troppo distacco dalla terza, che è Licem, con cui abbiamo perso ieri. Esatto. E quindi questo non ci permetterebbe di disputarli. Esatto, perché c'è un regolamento che ovviamente tiene conto di questa distanza di punti. Esatto.
E quindi intanto vuoi menzionare qualcuno per gli auguri di Pasqua, o in casa Astra qualcuno che si è diciamo distinto maggiormente in questa settimana? Ma come dicevo, siamo un gruppo nuovo, un gruppo che ha tanta voglia. Non mi sento di fare Un auguri nome. personali. Sì, un nome Ok, no. ok. Faccio gli auguri al gruppo Astra, se posso, ecco, ai ragazzi della Serie E che magari vengono citati meno, ma sono importanti uguali a tutti a tutti i giocatori che militano in Serie A, anzi, forse di più, perché ci permettono di allenarci sempre, ci permettono comunque di crescere. Ecco, salutaceli tutti, ovviamente a noi fa piacere che sei sempre presente, ti ringraziamo, e Max, se non hai domande lo libererei. Grazie Matteo, e ci Grazie a vediamo voi, presto grazie a per voi, il buona resto finale Pasqua, della Serie A. Grazie buona mille. Pasqua, grazie, buona giornata. Grazie, buona Pasqua anche a te. Ciao. Ciao. E subito dalla A facciamo un salto triplo. Guarda qua chi c'è. Max, è tutto tuo. Ma io direi, guarda, Ciao. dobbiamo ancora non abbiamo finito di ringraziarlo. Presentiamolo però assolutamente. Rosalino Palin, naturalmente presidente degli Originals, che abbiamo proprio lunedì avuto il piacere di commentare. Insomma, bellissima squadra, naturalmente. Non sono riusciti a portare a casa il risultato che speravano, però credo che la partita sia andata male solo all'inizio, no? Quei 3 gol, 1, 2, 3 all'inizio. Ecco qua. c'è anche Nicola, eccolo lì. E quindi no, quello è stato, no? Però noi credo che abbiamo assistito a una bellissima partita, ci siamo divertiti da matti. Come tu potrai ben vedere nella diretta, a parte qualche piccola inghippo sulla connessione, evidentemente, comunque ho alzato la voce solo nei gol degli Originals, e questo è un merito. Ecco, ragazzi, magari prima, intanto volevo ringraziare Rosalino, tutta la squadra, insomma, perché ci hanno portato anche un regalino. Esatto. E questo lo vorrei dire apertamente a tutti, insomma, al di là di tutto. Fa sempre piacere quando qualcuno ti fa un omaggio, insomma, e quindi ti apprezza, e quindi a noi fa molto piacere questo, e volevo dirlo pubblicamente. Mi avete in questo caso ci avete sorpreso positivamente, e ringraziamo per il regalo, una bella bottiglia di Prosecco, una bella bottiglia di Fragolino, quindi brinderemo alla vostra salute, che sia più lunga possibile. Ecco, però adesso torniamo al calcio 5 giocato, prima Rosalino e poi Nicola che ci parlino della partita di lunedì e poi quello che succede nel futuro, perché attenzione, no? Mi dicevi, Rosalino, che potrebbe succedere qualcosa, puntini, vai avanti te. Allora, ciao a tutti, intanto siamo stati contenti per la vostra telecronaca. Non è andata a buon fine, ma comunque va bene lo stesso. era più bella con una vittoria. Comunque, sì, tornando a lunedì, abbiamo fatto una partita all'inizio un po' scarichi e purtroppo abbiamo subito dei gol, come avevo già detto in diretta. Per quanto riguarda i punti, ci siamo già sentiti, i punti devono essere 7 di distacco per non fare i playoff, e speriamo di mantenerli, quindi almeno vincere una partita, e quindi dopo si può iniziare la festa, perché noi dobbiamo arrivare là, perché non possiamo buttare un campionato al vento. Infatti il regolamento parla chiaro: se ci sono 7 punti di margine nelle squadre che dovrebbero essere impegnate nei playoff, regola che tra l'altro mi pare di aver suggerito al buon Milo Marzaro, che salutiamo, è uno dei referenti del CSI, del Centro Sportivo Italiano di Pordenone, e quindi se vedi che ti ritorna, no? Tu ci hai regalato qualcosa, io ti ho regalato tempo addietro, tra virgolette, una regola che presi diciamo dalla Serie B, dalla serie cadetta del calcio, perché ovviamente anche lei ha questo regolamento. Nicola, invece, cosa ci racconta? Allora, ciao a tutti. Intanto, prima di tutto vorrei fare un saluto da parte di tutti noi a Morad, perché hai visto che lunedì era in campo, pur sapendo che ieri aveva l'operazione al menisco, quindi ieri si è operato al menisco, speriamo torni più forte di prima.
perché ci tiene tanto anche lui alla squadra, insomma. Quindi hai visto col menisco rotto come giocava comunque, cioè aveva comunque la voglia, aveva gli scatti pur avendo un menisco rotto e l'operazione fra 3-4 giorni, quindi un saluto anche da parte nostra. Assolutamente, e a lui facciamo ovviamente l'in bocca al lupo per l'operazione affinché torni presto a giocare, torni presto a darvi una mano, ecco. E quindi ci ha detto il buon Rosa che manca poco, però qual è il prossimo avversario, Nicola? Come lo affronterete e quando giocate? Allora, il prossimo avversario, prima di tutto, sono gli infortuni, perché è un avversario grande, perché lunedì, lì dove c'eravate voi, oltre alla sconfitta, mi sono fatto male io, sono fuori 10 giorni, stamattina sono andato a farmi le terapie e si è fatto male anche Max Massura, quindi siamo altri 2 infortunati. E quindi, esempio, mercoledì abbiamo giocato in Coppa Treviso, eravamo in 6, perché siamo tutti rotti, sfortunatamente siamo arrivati a fine campionato pieni di infortuni, quindi la carta d'identità sicuramente non ci aiuta, perché non ci aiuta, però dobbiamo tenere duro. La prossima partita abbiamo il Cavolano, giovedì 4 in casa, aprile, quindi che quindi dura, una partita dura, perché loro sono quarti in classifica, quindi sono belli alti. Dopo Pasqua sia, perché la prossima settimana è riposo, quella dopo giovedì abbiamo il Cavolano, quindi una partita difficile. C'è derby con Susegana dopo e l'ultima abbiamo Licem, quindi sono 3 partite con le seconda, quarta e quinta, sono tutte là attaccate, quindi non è facile. Per voi, però almeno per voi chiaramente, Rosalino, sarebbe una vittoria importante, perché stacchereste il biglietto, il pass per la promozione in C, giusto? Sì, bastano 3 punti, insomma, 3 punti bastano. Esatto, 3 punti o li fate giovedì 4 o li fate nelle altre 2 occasioni. Ovviamente a noi vi facciamo i migliori auguri affinché questo succeda, affinché non facciate i playoff, ovviamente, perché arrivati a questo punto della stagione eravate primi, poi purtroppo c'è stato l'incontro, la sfida diretta persa di un gol, e lunedì abbiamo visto un giocatore che è stato in una serata straordinaria del San Michele Fagnicola, credo che abbia realizzato tutti lui i gol, credo, sì. Esatto, quindi Campaner, se non ricordo male, e non dimenticherà quella giornata, quella serata lì. Assolutamente, credo proprio contro di voi dove arrivare. Esatto. Vabbè, dai. Allora ragazzi, adesso mi vai Rosa, vedo che vuol parlare il presidente. Adesso mi sbilancio, se passiamo in categoria, siete invitati alla festa promozione. Ecco, io volevo dirlo, però attenzione, diretta di Fortissimo Oceania della festa promozione, assolutamente non mancheremo, te lo dico già da subito, faremo i salti mortali, quindi ovviamente anche perché ci incrociamo le dita sempre di più da giovedì 4 mattina, ci concentriamo, cerchiamo di portare bene, dai. Allora io ragazzi, auguro a tutti buona Pasqua, a tutte le squadre del CSI, e buona Pasqua a tutti. Grazie Rosa, grazie. Grazie, e ovviamente Nicola, se vuoi dire l'ultima battuta è tutta tua. Certo, guarda, volevo soltanto dire che noi fin qua abbiamo dato il massimo, perché chiaramente speriamo di ottenere alla fine il nostro risultato, che siamo partiti all'inizio anno tutti convinti, contenti, pur avendo infortuni, assenti e tutto quanto, ma la forza del gruppo spero ci porti fino al traguardo, perché ormai siamo lì a un passo, quindi non dobbiamo mollare. Rotti, non rotti, infortunati, non infortunati, anche di testa dobbiamo essere lì in campo e fare i 3 punti che ci regalano la Serie C, insomma, che per noi insomma è una bella soddisfazione. A 44 anni di media d'età, alla nostra età, insomma, fare un saltino così è un traguardo importante, insomma, per noi. Veramente giusto, no? Grazie mille ragazzi, vi salutiamo. Buona Pasqua a voi e a tutti i vostri compagni. Lunedì. Ciao. Auguri, grazie. Grazie, ciao ragazzi. Ciao. Originals, ovviamente li ringraziamo per essere stati presenti e li abbiamo raccontati. Andate a recuperare la nostra diretta di lunedì. Abbiamo Dulcis in Fundo, Enrico Quarin, Serie E, e questi servizi CGN che ce l'hanno fatta, mi pare di vedere un risultato positivo questa settimana. Raccontaci un po'. Sì, buongiorno a tutti, grazie per l'invito come sempre.
Sì, una settimana è andata bene perché in trasferta contro una squadra ostica come l'Astra San Vito siamo riusciti a vincere 5-2. È stata una partita comunque a larghi tratti molto tirata perché siamo passati in vantaggio noi verso la fine del primo tempo, poi subito all'inizio del secondo c'è stato il pareggio. E dopo abbiamo fatto di nuovo il 2-1 subito dopo il pareggio dell'Astra, poi la partita è rimasta un po' in bilico, e però dopo appunto i nostri avversari sono un po' scesi di tono e siamo riusciti a prendere il largo, e quindi con una vittoria comunque alla fine portata a casa per 5-2. Visto anche adesso il passo falso del Sudmania contro la Aotearoa di venerdì nel big match, diciamo, settimanale. Adesso in testa ci siamo noi con gli Aotearoa, che però devono recuperare una partita la prossima settimana, e Sudmania subito dietro, quindi dopo Pasqua lato nostro ci sarà un'importante sfida con Sudmania a Calderano, quindi la testa va lì perché, diciamo, come dicevo la scorsa puntata, perlomeno per arrivare sul campo, quelle che sono le prime due posizioni che portano direttamente alla promozione in Serie D, al di là poi del concetto delle seconde squadre, che come dicevo ancora non è stato totalmente ben chiarito, sembrerebbero fuori classifica, però siccome più di qualcuno ha detto no, ma c'era stato promesso altro, allora noi testa per arrivare nelle prime due posizioni, e poi si vedrà appunto cosa succederà. Ecco, Anche per poter grazie fare la Andrei. Supercoppa, che ci sarà l'opportunità anche di poter sfidare magari qualche squadra di categoria superiore, così anche per il divertimento che ci sarà poi alla fine dei vari tornei. Ecco, ti ringraziamo perché hai fatto anche il punto della situazione, te l'avremmo chiesto. Max, qualche domanda? No, io direi che siamo... Può darci solo, se vuole menzionare qualcuno per gli auguri di buona Pasqua, qualcuno che si è distinto. Vediamo se da te riusciamo a strappare qualche nome. No, ok, no, nel senso, gli auguri di buona Pasqua li faccio a tutti quanti, nel senso che no, Ma c'è dopo, qualcuno ok. della squadra che si è particolarmente distinto? Sì, giovedì un mio compagno Marco è riuscito a fare una tripletta, nonostante il jet lag, perché veniva da una vacanza a New York, quindi sceso dall'aereo è riuscito comunque a portare a casa una bella tripletta, e quindi nonostante sia più che altro uno dei nostri difensori è riuscito comunque a fare 3 gol, quindi sicuramente una prestazione di merito, va detto. Bene, complimenti a Marco, quindi complimenti anche al servizio CGN al momento in testa. Ti ringraziamo Enrico e ti aspettiamo dopo Pasqua per parlare ovviamente della Serie E, come sta andando avanti, e poi un aggiornamento. Grazie mille di aver partecipato. Certamente, E buon fine settimana. Grazie anche a voi e buona Pasqua ancora. Ciao. Grazie. Allora Max, qua siamo in chiusura, ringraziamo chi ci ha seguito, chi ci guarda in differita, auguriamo buon fine settimana e a sabato prossimo, perché ci saranno delle sorprese, perché venerdì, ricordatevi, c'è il Macan ore 21 semifinale della Coppa Italia Final Four Serie A2 da Policoro, perché questa settimana già sono iniziate altre partite. Grazie ad Arco al volo, che ci dice che le rispettive rappresentative del Friuli Venezia Giulia under 15 e under 17 hanno purtroppo perso nella prima giornata del torneo delle regioni. Salutiamo anche Andrea Santarossa, che dice che gli Origine sono molto bravi. Grazie a tutti di averci seguito, un buon fine settimana da me e da Massimiliano. Da me Enrico ovviamente, ciao.